Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Quartu Sant'Elena, buona serata per questo gran match, il match clou del campionato di Serie D femminile. Tra poco in campo Sandalion e Gimland Cabras, è la sfida diretta, decisiva, ultima giornata, squadre a pari punti in testa alla classifica. Vedremo ovviamente i numeri che raccontano di un grande equilibrio, chiaramente una telecronaca diretta per questo match clou del weekend. Al mio fianco c'è Gianni Viale, presidente provinciale della FIPA, al quale chiedo, insomma, è bello vivere questo match in una cornice molto affollata, diciamo così, perché tanta gente non è voluta mancare. Indubbiamente, certo, la gente c'è e quella si vede. Chiaramente potevamo trovare un'altra palestra per poter far svolgere questo avvenimento, che ha una certa importanza, perché comunque le squadre tutte e due a pari punti e tutte e due preferirebbero fare il prossimo anno il campionato di C. Mi auguro che sia chiaramente una bella partita, molto combattuta, però l'agonismo ci deve essere in questi frangenti, però mi auguro che la partita si svolga nel migliore dei modi. Ecco, il pubblico speriamo che inciti le due società, le due squadre in modo diverso. Ecco. Condizioni logistiche non facili, lo potete vedere anche dalla nostra inquadratura, l'ha ricordato il presidente Viale, al quale chiedo sul movimento, sulla stagione pallavolistica che tra l'altro sta entrando nel vivo. Che cosa possiamo dire? Anche quali sono magari gli obiettivi da parte del palazzo, tra virgolette? Beh, il comitato provinciale è un palazzo che ha il gradino più basso rispetto agli altri comitati. Certamente il comitato provinciale di Cagliari è, posso dire veramente con grande franchezza, che è il 10° in Italia per il numero di iscritti. Noi abbiamo circa 7.000 iscritti, abbiamo circa 3.000 partite che facciamo tutti gli anni, tra i campionati di prima divisione, seconda, terza e via via a seguire sino al mini World. Ne approfitto perché certamente c'è una rivoluzione in seno a tutte le discipline sportive, ma nella Federazione Pallavolo siamo riusciti comunque a tenere duro. Cerchiamo di portare avanti i nostri progetti. Il progetto nostro certamente è quello, per il Comitato Provinciale in particolare, è quello di avere il massimo con le attività giovanili. Ecco perché facciamo diversi campionati under 13, 12 minivolli, portiamo i ragazzini adesso il 7 a fare una manifestazione al Convitto, dove saranno 3.500 ragazzini che verranno a darsi battaglia, tra virgolette, per quello che è l'attività sportiva. Poi il 22 facciamo le 3 manifestazioni provinciali di mini volley, le facciamo nei vari concentramenti in 3 sedi, e poi il 2 giugno avremo la grande manifestazione del Sardegna Mini Volley in via Roma, speriamo con tutte le squadre e le società che verranno da tutta la Sardegna. Quindi diciamo un movimento crescente. Siamo per questo veramente fieri come comitato di portare avanti, sempre in collaborazione con il regionale, perché non ci dimentichiamo che abbiamo anche un comitato regionale che ci dà una mano, però diciamo la verità, siamo molto contenti perché, ripeto, sforniamo e cerchiamo di portare avanti i numeri. Non ci possiamo avvicinare al calcio, però ci tentiamo. Allora, un movimento pallavolistico che ha numeri, come diceva il presidente, molto importanti, in crescita, a merito anche di tante attività, soprattutto nelle scuole. Il presidente regionale Amendola lo abbiamo avuto proprio qui dalla palestra di Vimio Malipiero, qui a Quartu Sant'Elena, e abbiamo chiacchierato anche con lui su quelli che sono gli obiettivi e le cose da migliorare. Io ringrazio il presidente Viale per essere stato con noi in questo pre-partita. Lo lascio ovviamente al match, faccio prendere posto, anche perché posto ce n'è ben poco. E allora noi tra poco ovviamente vi racconteremo in diretta, ma prima dell'inizio del match avremo probabilmente ancora qualche ospite di Casa Sandalion in particolare. Allora solo qualche istante di pausa, ma rimanete in diretta perché ormai è cominciato questo pomeriggio di Sandalion Gimland Cabras. A tra pochissimo. Mi ha raggiunto Lello Idili, direttore tecnico della Sandalion, fresco di vittoria con i ragazzi della Serie C maschile, ovviamente factotum qui alla palestra di Via Malipiero, Deus Ex Machina, mi piace nominarlo così perché ci ha accolto qui prima del match, un'ora prima del match. Lello, allora, match caldo, tanta gente qui, diventa difficile trattenerli perché insomma tutti vogliono assistere a questa sfida che vuole rompere un equilibrio clamoroso, direi, in questo campionato di Serie D. Sì, clamoroso anche col numero di punti conseguiti da ambedue,
tant'è vero che chi non vincerà oggi è la candidata per i playoff, se non fosse per altro perché riposerà un po' di più e può prepararsi con calma in attesa che le seconde linee e le terze riescano a dare un antagonista. Hai visto le ragazze di Leandro Porcu, facce tirate ovviamente da una parte e dall'altra, quali sono le tue sensazioni visto che ne hai vissute tante di queste battaglie? Ma la nostra squadra ci lascia ben sperare, le facce tirate sono il simbolo di quello che è già avvenuto qualche anno fa, perché queste ragazze, questo è il quarto anno, se facciamo i dovuti scongiuri dovessero vincere oggi è la terza promozione in 4 anni. Numeri importanti, parliamo anche dei tuoi ragazzi, oggi vittoria appunto pesante, bisogna aspettare i risultati dagli altri campi, che stagione è stata? È stagione che continua peraltro. Sì, la nostra, benché abbiamo assemblato velocemente la squadra perché era molto giovane, invece abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di avere giocatori come Tidia, come Masili, come Simone Amendola che insieme ai nostri più qualche ragazzino che studia all'Università a Cagliari e quindi abbiamo potuto fare una bella squadretta che si è ben comportata e adesso è fresca la notizia, andrà ai playoff per potersi giocare l'eventualità di un'altra posizione in B2 visto che l'Ognu Cagliari è prima in assoluto. E allora quindi stagione che appunto come abbiamo detto continua, una stagione che abbiamo iniziato da qualche settimana a raccontare. Prima di lasciare Lello Idili alla partita, come da tantissime persone che sono qui intorno a noi che aspettano anche di trovare un po' di posto vicino alla nostra postazione, Lello, da tecnico che partita ti aspetti? Una partita tirata fino all'ultimo oppure insomma qualcuno potrebbe spuntarne e magari dominare? Ma sicuramente la partita secca alla fine vedrà il risultato di chi ha tenuto i nervi più saldi. E la Gimland Oristano è una squadra molto quadrata a livello giovanile, ha fatto tante finali, quindi sono abituati a queste partite. Le nostre, ripeto, è il terzo anno che si trovano a combattere per una promozione, quindi la partita è molto equilibrata dal punto di vista emotivo, con ambedue le squadre molto preparate. E allora, giornata numero 22, ultima giornata, squadre in testa, pari punti 59, davvero ce n'è da godere, grande pallavolo, tra poco in campo, anzi sono già in campo, ultime fasi del riscaldamento, solo il tempo di guadagnare la nostra postazione di commento e poi telecronaca diretta di Sandalion contro Gimland Cabras, a tra pochissimo. Prendiamo in diretta dalla palestra di via Malipiero di Quartus Sant'Elena per questo big match, il match decisivo e la finalissima sostanzialmente del campionato di serie D femminile, con l'ultima giornata che vede le due squadre affrontare questa sfida a pari punti con 59 punti a testa, davvero un equilibrio massimo per la sfida tra Sandalion e Gimland Cabras, 59 punti per la formazione di Leandro Porcu, completo nero con dettagli rossi, le vediamo alla sinistra del primo arbitro Elisa Dessì, coadiuvata da Fabio Gini, questo è il duo arbitrale, maglia verde e pantaloncini blu scuri per la formazione oristanese. È un match davvero difficile da decifrare alla vigilia perché sono due squadre che si equivalgono, che hanno dimostrato per tutto il campionato di darsi battaglia, di equivalersi dal punto di vista tecnico anche dal punto di vista della caratura. E allora per le formazioni di Leandro Porcu e di Lucia Sanna è una battaglia, è l'ultima, quella decisiva che mette in palio il salto di categoria. Io ringrazio e gli auguro buon lavoro ovviamente ad Alessandro Farris che cura le riprese e la parte tecnica per questo appuntamento in diretta, il secondo appuntamento in diretta di questo pomeriggio di Directasport.it, l'altro in terra sulcitana, la sfida tra Carbonia e Sant'Antioco, campionato di promozione maschile di pallacanestro, ma domenica e lunedì 25 aprile ci saranno altri appuntamenti, un totale di 6 in 3 giorni, 5 in diretta. Si parte con il servizio affidato a Cara, la battuta in parallela, c'è l'attacco che non va a segno perché c'è la grande difesa da parte della Sandalion con Farris, ancora la possibilità in attacco per Cabras che però non riesce
ad attaccare con Barbara Secchi. E allora primo punto di questa partita per la Sandalion, 1-0, ancora al servizio Cara. Federica Cara, difficoltà in ricezione per Cabras, e allora può ancora attaccare la Sandalion con tocco, palla filo rete, l'attacco in diagonale ben tenuto dalla difesa ospite, poi ancora Farris a tenere questa palla viva, quindi la possibilità in attacco per la Sandalion che va a segno con l'attacco di Marino, la giovane opposta, prodotto del vivaio di casa. Per lei il passato, così come per Federica Masala con la Salle di Monserrato. L'ace da parte di Cara, è partita forte la Sandalion, 3-0 per la squadra di casa. Qualche problema per Cabras, che sta facendo fatica soprattutto in ricezione. Condizioni logistiche, come abbiamo detto, non facili, davvero esaurita la palestra di Via Malipiero qui a Quartu Sant'Elena, tantissima gente assiepata a ridosso del campo, seduta per terra, però nessuno nel mondo pallavolistico cagliaritano, isolano in generale, ha voluto mancare questo appuntamento. Cara gioca con Puerari al centro, c'è però la ottima difesa da parte della Gimland, quindi ancora Farris a difendere l'ennesimo pallone di questo inizio di partita. 3-1 il punteggio, poi l'attacco in diagonale profondo da parte di Giorgia Tocco, che riesce a passare e a firmare il 4-1 della Sandalion. Gli applausi per le sue ragazze da parte di Leandro Porcu, che ha visto un ottimo inizio delle sue ragazze, il servizio a piedi per terra da parte di Tocco, che poi va a insidiare la difesa di Cabras, che deve cercare di recuperare terreno in questo avvio. Buona la difesa da parte di Cabras, poi ancora un gran tuffo di Tocco in seconda linea, la possibilità ancora per la Gimland con questo attacco che cade alla fine, l'attacco vincente da parte di Eleonora Cabras, classe 99, una delle giocatrici più importanti a disposizione di Lucia Sanna. 4-2 il punteggio, scambi prolungati, scambi lunghi sin dall'inizio di questa partita, e sarà così. È lecito attendersi una sfida molto tirata, molto lunga. Cara ancora al centro con Puerari, che passa al centro, la numero 12. 5-2 il punteggio ed è proprio Puerari ad andare al servizio. Servizio affidato alla numero 12, servizio come sempre importante per il gioco di Porcu, e arriva infatti l'Ace, messa in difficoltà Nicoletta Rizzo, il libero di Cabras, che comunque accoglie questo errore con il sorriso. E allora 6-2 Sandalion, ancora cercata Rizzo in ricezione, stavolta però riceve bene, c'è una grande difesa da parte di Tocco, manda di là Marino. Allora la possibilità ancora per l'attacco ospite, gioca al centro e va a segno Giorgia Lepori, bravissima qua a trovare coi tempi giusti l'attacco al centro, brava Cabras a eseguire bene, con buona ricezione stavolta da parte di Rizzo. E allora punteggio che dice 6-3 più 3 Sandalion, e Cabras al servizio. Tutta ancora difesa da Farris, che poi può attaccare da lungo, va a trovare la buona difesa di Rizzo, la possibilità in contrattacco per la Gimland, che passa con Laura Lombardi, classe 97, una delle più esperte tra virgolette di questa squadra. Cabras che ha nel roster 5 classe 99, 3 classe 97 e la classe 98 Barbara Secchi. 6-4 il punteggio, con Cabras che cerca di rientrare, riceve bene Farris. Cara a giocare ancora al centro con Ballò, che però non chiude. Allora attacco in diagonale a segno da parte di Laura Lombardi, bravissima qua Cabras, che ha ritrovato un pochino le misure dopo un inizio complicato. 6-5 il punteggio.
riceve così Farris, Masala deve fare gli straordinari, poi l'attacco di Farris, c'è l'invasione a rete, passa Francesca Farris a firmare il punto numero 7 della Sandalion. Servizio adesso di Gloria Marino, la numero 27. Sandalion che vuole dunque sfruttare il fattore campo in questa finale, ha il vantaggio di giocarsi questa finale tra le mura amiche, ma Cabras è formazione assolutamente di livello, lo dimostrano i numeri, lo dimostrano anche le azioni che stiamo vedendo in questo primissimo scorcio del match. Sandalion che ha perso punti importanti, mentre adesso arriva l'Ace per la Gimland con Giorgia Lepori che va a impattare a quota 7. Adesso il momento è tutto per le ragazze di Sanna. Ancora di Lepori, la battuta a cercare tocco, difesa così, poi Farris prova ad aggiustare con il braccio destro, palla che però termina direttamente out. E allora primo vantaggio di questa partita per la Gimland, che è avanti 8-7 sul campo quartese. Ancora servizio Lepori, rotazione che sta dando tanto a Cabras. Adesso ancora la battuta su Farris al centro per Ballò che passa, 8 pari. Dicevamo Sandalion che ha perso punti importanti, ha perso un punto importante in casa contro lo Sporting Cagliari, perdendo per 3-2, aveva vinto invece in trasferta. Questo punto fa la differenza, perché ovviamente le due squadre non sarebbero arrivate a questa sfida a pari punti. Adesso Masala all'indietro, poi a sua volta Ballò, rischia qualcosina Sandalion. Adesso poi la possibilità in attacco ancora per Laura Lombardi, che non trema e va a firmare il 9-8. Adesso è Cabras a fare gara di testa, ma è davvero l'inizio di questo match che si preannuncia molto lungo, molto tirato, così come accade spesso nella pallavolo femminile e a maggior ragione nelle serie inferiori. Adesso chiede lumi sulla formazione la Sandalion, con tocco con Leandro Porco, il cenno d'intesa tra Marino e Masala. Momento di leggera difficoltà per la Sandalion, che era andata avanti nettamente nelle primissime battute del match. Poi Cabras invece ha avuto il merito di rosicchiare il terreno, di lottare punto su punto. Adesso la parità è in parità, ma è davvero la primissima parte di questo primo set. Ora Masala con la copertura, poi Marino, palla difficile, decide di attaccarla. Male qua in difesa Cabras con proprio Eleonora Cabras, la sua difesa è sul soffitto. E allora 9 pari. 9 pari il punteggio in questo primo set. Servizio Ballò, ancora in difficoltà sempre la difesa della Gimland, poi però è bravissima Laura Lombardi a lavorare questa palla assolutamente complicata e a mettere a terra il punto numero 10 di Cabras. Servizio affidato proprio a Laura Lombardi, la battuta su Masala che riceve in maniera positiva, poi con l'aiuto del nastro Marino, con fortuna qua per il 10° punto della Sandalion. 10 pari, equilibrio sin dalle primissime battute di questo match. Al servizio Cara, proprio lei al servizio, ha cominciato questa partita 3-0 il break a vantaggio della Sandalion, con lei in battuta. Ancora l'attacco pesante ma ben difeso da Marino, che poi va a attaccare a tutto braccio, palla ben difesa da Rizzo a fondo campo, quindi ancora Cabras e out. L'attacco da parte di Eleonora Cabras, chiede il tocco del muro che però non viene accordato dal primo arbitro Dessì, e allora 11-10. Servizio affidato ancora a Cara, la battuta ancora a cercare di togliere dai giochi Cabras, l'attaccante forse più pericoloso per
Cabras, proprio lei in bagger a mandare di là, quindi Farris, Cara che trova Pu. Non riesce a difendere Farris e allora punto Cabras. Pari il punteggio. La difesa da parte di Farris, quindi Cara in bagger, murata Marino, un gran muro da parte di Lepori. Gran muro qua a stampare in faccia a Marino. E allora ancora Farris, cercata moltissimo in ricezione, poi Puerari che non riesce a chiudere, quindi da seconda linea Lombardi non può forzare. Tocco la possibilità, decide di andare a picchiare stretta in diagonale, palla data dentro. Palla che sembrava forse out, comunque al limite, alla fine ha corrata dentro, allora 12 pari. Servizio affidato a Tocco, battuta a filo rete, poi al centro l'attacco da parte di Giorgia Lepori, quindi Farris con il muro, funziona bene la correlazione muro-difesa di Cabras, tiene viva questa palla Marino, quindi Masala in bagger per Farris, sopra le mani del muro c'è Rizzo, sfiora il soffitto questa palla dopo la difesa di Rizzo, però tutto buono, allora si gioca, scambio lungo, Cara per Farris, ancora le mani del muro, ancora Argiolas a cercare la difesa, alla fine la Sandalion non riesce ad attaccare, allora punto Cabras, 13-12 per le ragazze ospiti. Riceve Masala, quindi Cara ancora a cercare Farris, ancora le mani del muro, c'è Rizzo a fondo campo, quindi la possibilità ancora per Argiolas che però viene difesa e poi le mani fuori di Marino. Gran scambio, ne vedremo tanti, ne abbiamo già visti diversi in questa partita, 13 pari, primo set. Block out da parte di Gloria Marino, la battuta di Silvia Puerari, stavolta è out, anche qua palla al limite, stavolta la chiamata arride a Cabras che è avanti 14-13, battuta direttamente in rete da parte di Argiolas. Servizio affidato a Gloria Marino, ovviamente attaccante fondamentale per la Sandalion, la battuta su Rizzo che sbaglia, va a ricevere in palleggio, la palla scappa via. 15-14, nuovo vantaggio Sandalion, al servizio Gloria Marino, ancora lei, la battuta affidata ancora la numero 27 che va a mettere in grossa difficoltà la ricezione di Cabras, che però lavora molto bene, lavora bene anche in difesa a Tocco. Masala ci arriva a ridosso della sua panchina, però si schianta sul muro. Assegno dunque Cabras che rimane agganciata a questa partita, nessuno scappa via, nessuno riesce a scavare il solco, ancora stavolta i problemi sono per la Sandalion in ricezione, poi rischiano di disturbarsi nella metacampo dei Cabras, c'è un gran punto da parte di Laura Lombardi che va a lavorare questa palla, a trovare l'angolino alla destra della metacampo quartese
Gran punto qua da parte della numero 11 della Gimland. E allora 16-15. Marino con grande astuzia, grande qualità, senza muro. Palla complicata, ha dovuto ricoordinarsi, andare dentro il campo. Ha trovato però un gran colpo. Palla che è caduta davanti a Laura Lombardi. 16 pari, servizio affidato a Farris, out. Lunga la battuta di Francesca Farris. Cara, ballò Farris, Masala, Tocco e Marino, il sestetto di coach Porcu. La battuta ancora da parte di Casiraghi e poi Tocco che attacca trovando le mani della difesa. Il punto è della Sandalion, 17 pari. Ci avviciniamo, entriamo nella fase calda di questo primo set, dove i punti cominciano a pesare, quella palla comincia a pesare un po' di più. Il servizio ancora della squadra rossonera, c'è la gran difesa da parte di Marino, quindi Cara in bagger, palla a filo rete per Tocco che non chiude. Allora la possibilità ancora in attacco per la Gimland, il tuffo da parte di Tocco, quindi Marino ancora a cercare di chiudere. C'è Argiolas a fondo campo, la possibilità per Secchi che trova il punto del 18-17. Gran scambio anche qua, brava Cabras a non mollare, a trovare poi il momento buono per chiudere con Secchi. 18-17. Servizio difeso, ricevuto anzi da Masala, poi si ostacolano Cara e Marino, finiscono entrambe per le terre. La palla in rete, più 2 Cabras e può essere un parzialino importante. Time out per la Sandalion, time out per Leandro Porcu. 19-17 Cabras, primo set. Torniamo in diretta su directasport.it, sardegnasport.com. Questo match decisivo, questa finale, finalissima, possiamo dire così, è l'ultima giornata del campionato di Serie D di pallavolo femminile, con il campo Sandalion e Cabras che hanno gli stessi punti al primo posto, 59 per entrambe. Si giocano dunque la promozione e allora una partita tutta da seguire, tiratissima. 19-18 Cabras qui sul campo Quartese. Il servizio affidato a Cara, la rotazione per Leandro Porcu è quella di inizio partita. La battuta sulla parallela, cercare l'ace, non ci va molto lontano Federica Cara, la palleggiatrice della Sandalion, che però manda la palla out. E allora sono sempre 2 i punti di vantaggio per Cabras. 20-18, la battuta su Masala, riceve bene, quindi Puerari al centro, chiamata in casa proprio da Cara, tiene ancora viva la palla Cabras, quindi Tocco può attaccare, muro a 2, c'è la difesa di Casiraghi, il contrattacco per Argiolas che però non chiude. Allora la possibilità per Tocco in campo, l'attacco di Giorgia Tocco. 20-19, giocato con grande intelligenza qua la Sandalion, ha rischiato di incassare il punto numero 21 dalla Gimland, ma alla fine il punto numero 19 è di Tocco e compagni. Proprio Tocco al servizio, l'attacco al centro da parte di Lepori che passa, arriva in ritardo il muro del Puerari. 21-19. Cara va dietro da Marino, attacco in diagonale, pesantissimo, è a segno l'attacco di Gloria Marino. E lei, l'attaccante principale, come era nelle previsioni per la Sandalion, tanto passa dalle lune della numero 27. 21-20, vantaggio Cabras, servizio Sandalion con Puerari che va a battere piede a terra cercando il libero Rizzo, che riceve bene contrariamente all'occasione precedente, alzata però molto complicata
per Casiraghi, allora la possibilità in contrattacco che però non arriva per la Sandalion con Marino, quindi Cabras che si schianta sulla difesa prima di Tocco, poi di Marino. C'è però ancora un'altra possibilità per Cabras con Argiolas che non chiude, quindi Marino, palla staccata, è difficile, la difesa arriva anche su questa palla, allora scambio lunghissimo con Tocco, cara va da Ballò che non chiude, è precisa in difesa Contini, quindi il duello a rete tra Argiolas e Farris, lo vince Farris, il punto è della Sandalion. Il punto è della Sandalion e allora di nuovo parità, 21 pari, ancora al servizio Puerari. Battuta ancora su Rizzo, ricezione così, poi passa al centro Giorgia Lepori, si arrabbia con le sue ragazze Leandro Porcu, in particolare con Ballò a muro in questa circostanza. (22-21) Cabras, il servizio affidato ad Argiolas, la battuta che si arrampica sul nastro, stravolta la fortuna è di Cabras ed è un punto importantissimo. 23-21, time out in campo, lo chiede ancora la Sandalion con Leandro Porcu, deve recuperare 2 punti la squadra di casa. Ci fermiamo ancora per qualche istante. Si riparte dal 23-21, Gimland Cabras che è ancora al servizio con Argiolas a 2 punti dal primo set. La formazione oristanese, la battuta di Argiolas a cercare Tocco, fatica nella propria metà campo la Sandalion che non può attaccare, allora una possibilità per Cabras al centro da Lepori che chiude. 24-21, 3 palle set per la Gimland che ha avuto sicuramente più lucidità, più precisione, anche un po' di fortuna nel finale di questo primo set. Il cambio, il primo di questa partita per Porcu che manda dentro Addari al posto di Ballò. Discussione tra la numero 44 e il suo allenatore e allora si affida a Giusy Addari, Leandro Porcu, per chiudere questo primo set. 24-21, Cabras 3 palle set, il servizio di Argiolas, riceve bene stavolta Tocco, la possibilità in attacco per Farris, ben tenuto dalla difesa proprio da Argiolas, quindi la possibilità in attacco per Laura Lombardi che non chiude. Addari in bagger da Farris, palla a filo rete, murata l'autocopertura di Farris e poi la tiene viva la Sandalion in qualche modo. C'è ancora vita per le rossonere, l'attacco da parte di Casiraghi, di piede Masala con un gran salvataggio, che scambio, quindi Rizzo in bagger all'indietro da Casiraghi che manda di là Marino in bagger, cara a cercare Farris, ancora le mani del muro, la palla è in campo. 24-22, gran partita, gran spettacolo, è partita che davvero non sta assolutamente tradendo le attese, palla che non ne vuole sapere di cadere, ogni scambio è fondamentale. Cambio adesso per Porcu che rimanda in campo Ballò al posto di Addari. 24-22 il servizio di Gloria Marino, vediamo se forzerà un pochino la numero 27 Cabras che può giocarsi il secondo set point sul proprio attacco. La battuta di Marino a cercare Rizzo che sbaglia ancora la ricezione e allora altro set point annullato dalla Sandalion. 24-23, ce n'è un altro per Cabras che però chiede time out con coach Lucia Sanna e noi ci fermiamo. Si riparte dunque, altra palla set per Cabras che se ne è vista annullare 2, era 24-21, 24-23 adesso il servizio ancora per Gloria Marino dopo l'Ace che ha costretto al time out Lucia Sanna, riceve bene Argiolas, l'attacco al centro di Lepori è in campo e allora il primo set se ne va. Gimland Cabras avanti 1-0 in casa della Sandalion. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante, poi tra poco ovviamente sempre in diretta su directasport.it e sardegnasport.com il racconto del secondo set di questa gara decisiva del campionato di Serie D di volley femminile. Tra poco si riparte dunque, comincia il secondo set di questa finalissima, possiamo assolutamente chiamarla così, del campionato di Serie D di pallavolo femminile, girone B. Il primo set l'ha vinto la Gimland Cabras con un gran finale di primo set. Sandalion che aveva cercato di rientrare, aveva avuto la prontezza di annullare 2 palle set, ma alla terza Cabras
con un grande attacco di Lepori, ha chiuso, e adesso un grande attacco da parte di Argiolas, davvero gran colpo qua per il primo punto del secondo set della Gimland, 1 pari il punteggio in questo secondo set. Io vi ricordo formazioni che sono a pari punti in classifica, 59 la quota raggiunta da queste due squadre. Sandalion che ospita dunque Cabras in questa che è diventata la finale, scherzi del calendario, la sfida sul proprio campo. Ancora l'attacco in diagonale da parte di Tocco, quindi il contrattacco da parte di Argiolas, in qualche modo dopo il muro Cabras riesce a rimandare di là la palla, c'è la possibilità ancora per Argiolas, palla è buona, arriva da dietro, cerca di lavorarla, tiene bene però in difesa Cara, quindi Marino non chiude, c'è Lombardi, quindi ancora Argiolas, terzo attacco consecutivo, Murata, la copertura però straordinaria da parte della Gimland, alla fine il fallo a rete, se non l'abbiamo visto male da parte di Lepori oppure della stessa Argiolas, non cambia comunque la sostanza, che dice punto Sandalion, 2-1. Sandalion in campo con Puerari, Tocco, Marino, Cara, Farris e Balloi, libero che è Masala. Per quanto riguarda la Gimland il sestetto con Argiolas, Casiraghi, Lepori, Lombardi e Secchi, con il libero che è Nicoletta Rizzo. Nicoletta Rizzo sollecitata molto in ricezione, non sempre precisa, la numero 6 della Gimland. Il servizio affidato a Marta Contini, è proprio lei a tenere questa difesa, quindi Casiraghi, c'è la difesa da parte di Tocco, quindi palla sotto la rete per Marino che non può attaccare, c'è la possibilità ancora per Argiolas che non chiude, quindi Casiraghi direttamente sul nastro, ha visto le mani del muro ben piazzate, quelle di Puerari, e Farris ha deciso di cambiare all'ultimo la direzione del suo colpo, ma gliene incolse perché la palla termina direttamente sul nastro e rimane nel proprio campo. E allora punteggio di grande equilibrio, 3-2 Sandalion al servizio, quindi Lombardi, anzi Argiolas in diagonale, sta prendendosi sulle spalle la squadra, la classe 99, gran prestazione davvero in attacco da parte di Eleonora Argiolas, che sta avendo ottime percentuali. E va al servizio, la battuta a cercare Tocco, problemi per lei, deve andare in bagger ad alzare Marino per Farris, c'è pronta Contini e quindi Laura Lombardi a picchiare e a trovare il vantaggio, 4-3, vantaggio Cabras, sono ovviamente Argiolas e Lombardi, gli attaccanti su cui la squadra di Lucia Sadda fa affidamento, sulle cui spalle la Gimland Cabras vuole andare per vincere questa partita e vincere questo campionato. Direttamente in rete il servizio di Eleonora Argiolas, mentre ci sembra aumentato ulteriormente il pubblico a ridosso del terreno di gioco, praticamente persone sistemate su 4 file, soltanto una seduta sulle panchine, le altre tutte a terra, davvero vicinissime al campo, condizioni logistiche molto molto difficili, problematiche anche per noi di Directa Sport, come potete vedere dall'inquadratura che non è come da canoni pallavolistici al centro del campo, dalla parte opposta all'arbitro sul seggiolone, bensì a fondo campo, spostati sulla destra. Insomma, cerchiamo comunque di offrirvi un buono spettacolo, come sempre in diretta streaming su directasport.it e su sardegnasport.com. Io vi ricordo 6 eventi coperti dalla web tv dello Sport Sardo tra oggi e lunedì 25 di aprile, 5 in diretta streaming. Si è cominciato nel pomeriggio qui su directasport.it da Carbonia con la sfida tra Carbonia e Sant'Antioco nel campionato di promozione di basket maschile, quindi domenica saremo a Monastir per la sfida tra San Marco e Tratalias, la festa dei ragazzi di Zottoli della promozione, in promozione per Bomber Farci e compagni, e
in diretta poi dalle 16 l'All Star Game della Serie C Silver basket maschile da Calasetta, davvero un grande spettacolo, in attesa poi di tornare a giocarsi partite importanti per davvero nel campionato di Serie C Silver con le finali, la fase nazionali dei playoff che attendono Esperia Cagliari e Sustento dal 1 maggio. Lunedì 25 aprile invece spazio al calcio, la mattina alle 10:30 da Basanta la sfida tra l'Anusei e l'Anteri Sassari per andare a sfidare poi la San Francesco nella finale regionale del campionato di allievi, la categoria allievi, e poi alle 17 il grande appuntamento, l'appuntamento clou di questo weekend lungo con la sfida tra Atletico Uri e San Teodoro, la finalissima del playoff regionale di eccellenza, il massimo livello regionale per quanto riguarda il calcio nostrano, e poi chi vince andrà a proseguire il sogno Serie D con ovviamente le fasi nazionali degli spareggi promozione dall'eccellenza. Torniamo in campo però perché il punteggio dice 7-5 Gimland in attacco con Lombardi, la parallela trovata da Laura Lombardi, la palla è out, davvero al limite la chiamata sull'attacco di Laura Lombardi. 7-6 adesso al centro Barbara Secchi che non chiude, quindi l'attacco da parte di Tocco, c'è Argiolas precisa in difesa, quindi Casiraghi a picchiare in diagonale, palla che tocca anche il nastro, e comunque in campo 8-6 Gimland, 8-6, e vuole cercare di fare gara di testa la formazione di Lucia Sanna. Sandalion che invece deve ritornare avanti. Siamo ancora alle battute iniziali di questo secondo set. Come succede nel volley, in particolare nel volley femminile, ogni punto può cambiare l'inerzia, può decidere tanto in chiave risultato finale. Allora bisogna seguire questa partita dall'inizio alla fine, davvero punto per punto. L'attacco ancora di Lombardi tenuto da Farris a fondo campo, quindi Tocco, le mani del muro, non ci arriva però Argiolas. 8-7. Fallo in palleggio da parte di Cara, Federica Cara, che non è d'accordo in particolare Leandro Porcu con Gini, secondo arbitro. Non è assolutamente d'accordo qui il coach della Sandalion su questa doppia chiamata. Comunque il punto è di Cabras, 9-7. Cabras che, come abbiamo detto anche nel prepartita con Lello Idili, direttore tecnico della Sandalion, è formazione giovane, formazione che però è abituata a giocare partite di questo tipo, finali, gare secche, partite dal valore enorme. 10-7 con l'ace da parte di Argiolas, più 3 Cabras che è avanti anche di un set. Allora time out in campo chiesto dalla Sandalion, ci fermiamo. Si riparte dal 17 più 3 Cabras, avanti anche di un set. Il servizio da parte di Argiolas, da parte di Laura Lombardi, scusate, ed è l'ace per la numero 11, ace per Lombardi. Momento tutto favorevole alla Gimland che è avanti di 4 punti. E infatti Porcu ci ha voluto parlare su. Adesso rischiano di disturbarsi Masala e Farris in difesa, quindi Gloria Marino, c'è ancora Lombardi, quindi Argiolas a tutto braccio, a segno. La numero 8, lei e Laura Lombardi stanno davvero trainando la Gimland. 12-7, cambio per la Sandalion. In campo Monica Giardina. Cambio dunque al palleggio per Leandro Porcu e sono 5 i punti da recuperare per la squadra di casa. Il servizio ancora a Lombardi a trovare Masala, è buona la sua ricezione, poi l'attacco di Gloria Marino, attacco importante questo per rompere l'emorragia che stava diventando preoccupante. 12-8, meno 4 Sandalion e Marino a cercare di suonare la carica per le rossonere di Porcu.
Servizio adesso affidato a Puerari. Battuta a piedi a terra e out. Non di molto, ben lasciata qui la palla da Rizzo, che ha un sorriso di sollievo per questa palla che termina out. Più 5 Cabras, 13-8. La battuta affidata a Secchi con l'aiuto del nastro. Arriva nel campo della Sandalion, che però adesso deve fronteggiare il contrattacco di Argiolas. Fischione da parte di Argiolas. Ha cercato probabilmente le mani del muro, non le ha trovate, la palla è terminata direttamente out, molto lontano. Uno dei rari errori in attacco di Argiolas in questo match, questo primo set e mezzo. 13-9, vantaggio Gimland in questo secondo set. Gimland avanti, come detto, un 7-0, 14-9 adesso con l'errore al servizio di Tocco. Giorgia Tocco direttamente in rete il suo servizio. È buono il servizio da parte di Marta Contini e poi il muro di Argiolas. Time out ancora per la Sandalion, 15-9, 6 punti da recuperare per le padrone di casa, tutto a favore della Gimland. Ci fermiamo. Il servizio di Marta Contini con 6 punti di vantaggio per la sua Gimland. Sandalion che deve risalire la corrente dopo il secondo time out del secondo set per Leandro Porcu. A segno adesso le padrone di casa, che effettuano subito il cambio palla, escono bene dal time out, devono recuperare 5 punti adesso, 15-10 in questo secondo set. Primo vinto 25-23 dalla Gimland Cabras. La battuta su Argiolas che va forse a disturbare Rizzo, che manda di là in bugger. Possibilità importante adesso in attacco per la Sandalion con Marino che viene murata. Seconda possibilità, la palla è out, viene data out questa palla proprio davanti alla nostra postazione. Ci sentiamo di esprimere qualche dubbio sull'attacco di Gloria Marino, che poteva essere dentro, insomma comunque ha visto sicuramente meglio di noi il primo arbitro Dessi. E allora 16-10, Argiolas al servizio, la battuta a cercare Farris che riceve bene, quindi l'attacco proprio di Farris tenuto da Argiolas, quindi continui a cercare Lombardi che davvero è inarrestabile e trova il punto numero 17. Ancora servizio Argiolas, quindi l'attacco al centro da parte di Ballò che però non chiude, quindi Lombardi, ancora la gran difesa da parte di Tocco che però poi non riesce a mandare la palla di linebacker da fondo campo. Un altro punto per la Gimland che è avanti 18-10. 18-10 Gimland che cerca di scappare via in questo secondo set, di andare avanti a prendersi il primo punto di questo pomeriggio, ma abbiamo detto è come se fosse una gara secca, una finale, perché le due squadre sono a pari punti in testa alla classifica con 59 punti. Casiraghi, Murata in campo e chissà che questo muro possa dare un po' di carica a una Sandalion che però è in evidente difficoltà in difesa e in fase di contrattacco. 18-11 il punteggio quando al servizio si prepara ad andare Gloria Marino. Tutta a filo rete, palla che cade all'ultimo e ancora una volta Rizzo e Argiolas a ostacolarsi e alla fine 18-12 ace per Gloria Marino, ace importantissimo
per accorciare un pochino, ma sono ancora 6 i punti di margine a vantaggio della Gimland. Il servizio affidato ancora a Gloria Marino e out il servizio della numero 27. 19-12. Il punteggio a favore della Gimland, il servizio affidato a Lepori, quindi Marino tiene con una gran difesa Contini, poi Secchi da Casiraghi, la palla danza sulle mani del muro, c'è la Sandalion che può attaccare ancora con Marino, ancora da quasi sotto la rete, poi il duello a rete con il pugno Secchi a mandare di là, poi ancora il duello a rete vinto ancora da Secchi, quindi Farris passa sopra il muro, c'è la difesa da parte di Argiolas, palla che però cade lì sotto la rete, non riescono a tenerla viva né Contini né Secchi, e allora il punto è della Sandalion. Primo cambio probabilmente di questa partita per Cabras, c'è stata una botta forse sotto rete per Laura Lombardi, una botta al volto, tutto a posto però per lei, gli applausi anche con grande fair play da parte delle avversarie, da parte di tutto il pubblico, foltissimo davvero qui nella palestra Quartese di via Malipiero, palestra scolastica piccolissima, non provvista di spalti, davvero condizioni proibitive anche per noi che vi stiamo comunque trasmettendo in diretta questo evento su directasport.it e su sardegnasport.com. L'attacco da parte di Tocco, c'è poi Contini a trovare ancora Lombardi che non chiude, ancora la possibilità al centro per Secchi, la palla è out sull'attacco al centro della numero 13 ospite. 19-14 il punteggio. Lucia Sanna va a catechizzare le sue ragazze, si gioca, battuta su Lombardi che poi va ad attaccare, la palla tenuta a fondo campo da Farris, quindi il contrattacco da parte di Tocco, ancora la possibilità per la Sandalion. Farris al centro da Puerari, Murata, la palla è nel campo della Gimland, è ancora viva, Ballò, quindi Farris ancora a trovare le mani del muro, a trovare il punto numero 15, cerca ancora di avvicinarsi la Sandalion che ha 4 punti da recuperare. Time out in campo, il primo della partita chiesto da Lucia Sanna, più 4 Cabras, 19-15 secondo set. 19-15 si riparte dopo il time out della Gimland e quindi Secchi, bene eseguito questo attacco con buona ricezione, andata al centro qua Contini dalla sua numero 13 che non ha tradito, sta giocando un'ottima partita Secchi, un ottimo secondo set in particolare. 20-15 il punteggio, il servizio affidato adesso a Rosa Casiraghi. 20-15 il punteggio per la Gimland al servizio, avanti anche di un set. Farris, anzi Tocco chiamata ad attaccare, bene in difesa Rizzo, quindi Lombardi tenuta il suo attacco da Masala, allora può attaccare, out però Giorgia Tocco. 21-15 si avvicina al secondo set, alla vittoria del secondo set la Gimland. 21-15 il punteggio, grande spettacolo davvero per questa gara decisiva del campionato di Serie D di volley femminile, girone B. La battuta di Casiraghi è out di poco, ma è comunque out, si è spostata qui Masala e ha lasciato in maniera opportuna che il servizio della numero 2 ospite terminasse nel campo per destinazione. Riceve Lombardi, palla a filo rete, il duello tra Contini e Puerari, poi si addormentano qua Rizzo e Secchi. Rizzo che sta sbagliando un po' troppo nei vari frangenti, il punto è praticamente regalato dalla Gimland. 21-17 più 4 Cabras, ma Sandalion che non vuole mollare, non può mollare in questo secondo set per non trovarsi costretta a dover rimontare e a dover scalare una montagna. Block out adesso, qui la palla che viene toccata dal coach della Sandalion Leandro Porcu,
forse Farris avrebbe potuto anche provare un estremo tentativo di rientrare in possesso e tenere viva questa palla. Comunque il punto è di Cabras, 22-17 più 5, servizio affidato a Laura Lombardi che va lunga, ancora un errore al servizio, sta regalando un pochino troppo la Gimland al servizio. Sandaglion che rimane a galla grazie anche agli errori in battuta delle ragazze in maglia verde. 22-18 il punteggio. Il servizio che adesso è affidato a Federica Cara, battuta su Lombardi, ricezione difficile, quindi Rizzo in bagger, palla che arriva da dietro per Argiolas, riesce comunque ad attaccarla, c'è Masala in difesa, quindi tocco, out. L'attacco di Giorgia Tocco, anche lei ha abbassato tantissimo le sue percentuali in questo secondo set. 23-18 più 5 per la Gimland che va al servizio con Barbara Secchi, la classe 98, la centrale, che sta giocando un ottimo match, un ottimo secondo set. La battuta dalle parti di Farris che toglie la palla a Masala, quindi tocco, c'è Contini, quindi in bagger Secchi per Lombardi che non chiude, Puerari da tocco, le mani del muro e poi la palla è viva, rimane viva perché la palla è stata toccata da Puerari, quindi non c'è il quarto tocco. Allora la difesa da parte di Casiraghi, quindi Argiolas trova il punto del 24-18, solo 6 palle set per la Gimland per andare avanti 2-0, ma un gran secondo set giocato da Lombardi e compagne, e Argiolas ovviamente a chiudere per portare a casa il 24esimo punto. Adesso la Sandaglion deve fare l'impresa per rientrare in partita in questo secondo set. La battuta di Secchi su Masala, quindi tocco e out. L'attacco di Giorgia Tocco, allora Gimland avanti 2-0, tutto davvero a vantaggio della formazione di Cabras che ha vinto il primo 25-23, ha vinto il secondo 25-18, una parità molto molto bella, molto tirata. Secondo set che ha avuto una supremazia molto più netta rispetto al primo, ma è comunque la sostanza. Dice Cabras avanti 2-0, ci fermiamo qualche istante e poi vivremo in diretta su directasport.it il terzo set di questa finalissima del campionato di Serie D di pallavolo femminile. A tra poco. E allora torniamo in diretta su directasport.it e su sardegnasport.com. Comincia il terzo set di questa sfida, ultima giornata del campionato di Serie D femminile girone B, con le due squadre appaiate a quota 59 prima di questa giornata numero 22. E Sandaglion che deve recuperare 2 set in svantaggio e comincia male con il muro subito da Puerari. 1-0 Gimland che ha vinto il primo set 25-23, il secondo 25-18, un primo set molto molto tirato, molto equilibrato, molto bello, con strappi e controstrappi. Nel secondo invece la Gimland è riuscita ad andare via, a trovare il vantaggio prima di 4, poi di 5, poi di 6 lunghezze, ed è riuscita a portarlo fino al traguardo del secondo set. Brave le ragazze di Lucia Sanna anche a rintuzzare gli attacchi della formazione di Leandro Porco, che era tornata sotto di 4 punti, ma insomma non è mai riuscita ad avvicinarsi per davvero per insidiare la vittoria del secondo parziale, ormai nelle mani della Gimland di Cabras. 2-1 adesso con la Sandaglion che sorpassa, non riesce a tenere questa palla la Gimland. Allora il servizio continua Giorgia Tocco, lei che con l'errore in attacco ha chiuso suo malgrado e malgrado tanta volontà da parte delle sue compagne il secondo set. Adesso c'è un altro gran muro, sta funzionando benissimo davvero il muro della Gimland, muro stavolta di Lepori, granitica al centro, funzionando benissimo il muro e la correlazione muro-difesa, perché sono tante le palle toccate dalla squadra in maglia verde, poi dando poi la possibilità a Cabras di contrattaccare. Adesso arriva l'Ace per Marta Contini e adesso nuovo vantaggio 3-2, primissime battute di questo terzo set. Ancora servizio
Contini, stavolta out, la sua battuta. A servizio Puerari, punteggio di 3 pari. La battuta su Argiolas, ricezione sbagliata, rimane viva però, attenzione perché alla fine diventa difficile per la Sandalion. Farris a tutto braccio, tenuta da Rizzo, quindi Casiraghi che non ha l'attacco definitivo, e allora la possibilità ancora per la Gimland dal centro, da Lepori che non sbaglia un colpo e porta a casa il punto numero 4. 4-3 Gimland. 4-3 Gimland, avanti 2-7-0. Il servizio affidato ad Eleonora Argiolas, la numero 8. Lei e Lombardi sono gli attaccanti ovviamente principali della Gimland, ma al centro Lepori e Secchi stanno dando una grandissima mano. Tanta varietà per le opzioni offensive della Gimland. Adesso Marino non passa, si schianta direttamente sul nastro e allora punteggio che dice 5-3. Servizio affidato a Argiolas, riceve Farris, poi Giardina dietro per Marino che non chiude, quindi Casiraghi, buona la difesa ancora di Giardina, quindi Ballò dietro da Farris e out. Ancora il suo attacco, adesso la Sandalion sta facendo davvero tanta fatica in attacco, tanti problemi per le ragazze rossonere. Leandro Porco chiama time out, ci pensa su e alla fine decide di fermare, parlarci su, perché il momento per le sue ragazze è estremamente complicato e anche molto arrabbiato con le sue ragazze. Lo vediamo, ci fermiamo solo per qualche istante, poi continuiamo ovviamente il racconto di questa grande partita. Un time out assolutamente ed esclusivamente psicologico per Porco, che ha strigliato le sue ragazze, le ha invitate ad avere più cattiveria, più lucidità in varie situazioni. Gimland che adesso picchia duro con Lombardi, tenuta ancora Farris in attacco, sta attaccando molto il pallone, la palla è toccata dal muro, si abbassa Argiolas, non si capisce il perché. 6-4, servizio per Gloria Marino. La battuta da parte di Gloria Marino, ancora a trovare l'ace, ancora a incidere sul libero avversario. 6-5. Sta avendo problemi qua e là il libero della Gimland. Nicoletta Rizzo, classe 99, direttamente in rete. Gloria Marino, questo è un errore che è pesante perché arriva nel momento in cui la Sandalion stava cercando di ritrovare l'inerzia positiva, di portarla dalla sua parte. Marino invece sbaglia senza forzare la battuta e allora 7-5 il punteggio. Riceve tocco, quindi l'attacco di Ballò, ancora una gran difesa di Argiolas che sta giocando una partita straordinaria, quindi Marino picchia dalle parti di Secchi che però è brava in difesa. Farris di tocco, ancora arriva con un gran tuffo Contini, quindi dietro, ben spinta questa palla per Casiraghi, bene però in difesa Marino, scambio lunghissimo, molto bello. Farris, c'è Lepori, quindi Lombardi, Murata, punto Sandalion, gran punto qua, gran scambio, brave entrambe. E questi sono i classici scambi, classici punti che se portati a casa possono dare una gran spinta, anche se siamo nella fase iniziale di questo terzo set, ma la Sandalion è con le spalle al muro, deve assolutamente rimontare perché la Gimland ha vinto i primi due, 25-23, 25-18, qualche istante di pausa per avere i lumi sulla formazione, si può giocare. Farris, la battuta a piede a terra con Secchi che tocca, poi tocco, arriva il tuffo in avanti da parte di Argiolas, quindi Lombardi ben tenuta dalla difesa della Sandalion che rischia di mandare la palla nel soffitto. Si gioca la palla dietro per
Rosa Casiraghi. Ancora una buona difesa di Marino, poi da sotto la rete decide di attaccare questa palla e la manda direttamente in rete. Questo è un grandissimo errore da parte di Marino, che ha deciso di colpire con sufficienza questa palla, che era assolutamente impossibile da attaccare. Marino la manda mestamente sulla rete. Riceve in palleggio Farris, la sbuccia un po', quindi Marino con Rizzo che stavolta è precisa in difesa, quindi Secchi ad attaccare al centro, c'è il tuffo di Masala e poi Ballò provando a mandare la palla di là, la manda direttamente affossandola ancora in rete. Ancora la Sandalio da chiedere la formazione, il punteggio però vede nuovamente la Gimland davanti sul 9-6 con Sandalion che era riuscita a rimpattare. Adesso la Gimland ha di nuovo 3 punti di vantaggio, andamento per il momento identico a quello del secondo set. Vedremo se la Sandalion riuscirà a tenere in discussione questa partita. Ballò per 2 volte, poi la rete toccata da, se non abbiamo visto male, Contini. Non facile dalla nostra postazione vedere bene il gioco, siamo relegati a fondo campo, proprio da dove l'inquadratura del nostro Alessandro Farris sta permettendo di assistere in diretta streaming sui vostri PC, tablet e smartphone a questo match decisivo del campionato di Serie D Girone B. In campo l'attacco di Lombardi, 10-7 il punteggio. Secondo appuntamento in diretta su directasport.it e sardegnasport.com per questo sabato, dopo la sfida tra Carbonia e Sant'Antio con il campionato di promozione maschile di basket. Domenica altri 2 appuntamenti con San Marco Monserrato Trattalias, campionato di calcio prima categoria, la festa dei padroni di casa promossi in promozione, poi lo Star Game di Serie C Silver raccontato dal nostro Roberto Rubio da Calasetta. Lunedì l'appuntamento con il calcio al mattino 10:30 da Abasanta con Alanusei Lanteri Sassari per guadagnarsi la finalissima regionale della categoria allievi contro la San Francesco il quarto Sant'Elena, e poi di sera alle 17 il match clou del calcio in questo weekend lungo con la sfida tra Uri, Atletico Uri e San Teodoro per continuare il sogno di promozione in Serie D. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, c'è tanta carne al fuoco su directasport.it e sardegnasport.com. Ovviamente in questo momento sul nostro sito sardegnasport.com tutte le news, tutti gli approfondimenti, le interviste, il momento delicato in casa Cagliari Calcio con la Serie B che ha visto il pareggio in casa per il rossoblù contro il Lanciano, quindi Serie A tutta da conquistare per i ragazzi di Rastelli. E poi domenica ci sarà tutta la copertura relativa alla Serie D di calcio, la Dinamo Sassari che gioca a Pistoia. Allora davvero avremo tanto spettacolo, tante notizie su sardegnasport.com e in diretta streaming su directasport.it. Torniamo in campo con la telecronaca diretta di questa sfida tra Sandalion e Gimland Cabras. Avanti la Gimland 2-7 e 2 punti sopra la squadra di Porcu che trova il punto con Silvia Poerari. 11-10. Vantaggio Cabras, servizio affidato a Giorgia Tocco. Riceve così Lombardi, non può attaccare Cabras, manda di là in Bagher Argiolas. Allora ancora Giardina per Marino che trova la buona difesa da parte di Casiraghi, quindi Lepori tenuta da Masala. C'è tanta gente però a bordo campo e diventa impossibile arrivare su questa palla. Porco che sta giocando questo secondo set e anche la parte finale del primo con Giardina in palleggio al posto di Federica Cara che aveva cominciato il match e anche il secondo set. Giardina dietro da Marino, le mani del muro, funziona ancora bene l'impalcatura difensiva della Gimland. Un gran tuffo da parte di Masala, quindi Farris attacca una palla complicata, molto arretrata, va a colpire l'asticella per il 13-10 della Gimland, più 3. Tocco poi Masala, ancora una palla complicata per Farris che fa il miracolo, rischia l'accompagnata qui, quindi Argiolas, Masala
e out la sua difesa estrema, era la palla difficile, un ottimo attacco da parte di Eleonora Argiolas. 14-10, altro time out in campo per Leandro Porcu, che è molto arrabbiato con le sue ragazze. 4 punti da rimontare, 2-7 per la Sandalion e noi ci fermiamo. Si riparte dal 14-10, Gimland, Cabras avanti 2-7-0, il servizio su Masala e ancora problemi però nella metà campo rossonera. Alla fine, anche con tanta fortuna, la palla cade nel campo oristanese. 14-11, il punto che è di Puerari che va al servizio. 14-11 il punteggio. Io vi ricordo che in diretta streaming su directasport.it potete in qualsiasi momento andare indietro con il cursore e rivedere tutte le azioni quante volte vorrete sui vostri PC, tablet e smartphone per non perdere nulla e anzi viverla ancora meglio di questa finalissima del campionato di Serie D girone B di pallavolo femminile. Finalissima perché l'ultima giornata numero 22, con le due squadre Sandalion e Gimland appaiate a quota 59 punti, quoziente set davvero quasi identico, numeri praticamente lineari tra le due squadre, a riprova del grande equilibrio vissuto in questo campionato. In vetta al girone B di Serie D ancora Marino, non riesce a chiudere la difesa di Lombardi, quindi Casiraghi, c'è pronta Puerari, quindi Farris ha attaccato tanti palloni e fa bene in questo frangente. Ha sbagliato qualcosina Farris, ma comunque sta giocando con grande personalità. In attacco Puerari adesso, a servizio Puerari, scusate. Ovviamente molto più tranquillo per Lucia Sanna sulla panchina della Gimland rispetto a Leandro Porcu, che vive questa gara con grande tensione, grande apprensione, perché le cose per la sua squadra stanno andando non benissimo, lo dice il punteggio, ma comunque Sandalion che ha questo attacco per provare a tornare in parità sotto 14-13. Argiolas, bravissima a lavorare bene questa palla complicata, staccata da rete, vedeva pochissimo campo, riesce a mandarla in parallela, non arriva alla difesa e ora 15-13. Servizio su tocco, quindi Giardina a trovare Farris che passa in qualche modo, ancora Gimland in attacco con Lombardi di tocco, la palla si schianta però, anzi muore sulla rete, sull'attacco della numero 11 della Gimland. 15-14, abbiamo ormai scollinato la metà di questo terzo set, l'equilibrio è massimo e ovviamente la Sandalion non si può permettere di lasciar scappare le avversarie, perché perderebbe ovviamente la partita e il campionato, sarebbe costretta alla coda dei playoff. L'attacco a segno di Lombardi, Lara Lombardi passa. Farris ancora chiamata in attacco, ancora una gran difesa a fondo campo da parte di Argiolas, quindi Lombardi out a cercare di eludere il muro a due di Giardina e Ballò, ha dovuto angolare il suo colpo, palla out, non di molto ma comunque nettamente fuori. 16-15 il punteggio, vantaggio Cabras, avanti di 2 set, ricordiamo 25-23, 25-18, il servizio di Farris, ace della numero 7 che sta prendendosi sulle spalle la Sandalion in questo terzo set. 16 pari. Time out in campo, stavolta lo chiede Lucia Sanna sul punteggio di parità, quota 16 e noi ci fermiamo. La battuta di Farris dopo l'ace che ha costretto Lucia Sanna a chiamare time out. Il muro non è definitivo però da parte di Tocco, ancora la possibilità in attacco per la Sandalion con Tocco ancora in difesa, sta salendo di tono in difesa Argiolas dopo una grande prestazione in attacco. Ci arriva Masala, la palla è viva, Farris in bagger, quindi ancora Argiolas, seconda linea, poi Secchi, non cade questa palla, che scambio, ancora Argiolas in bagger, quindi l'attacco vincente da parte di Casiraghi. Questo è un attacco
pesantissimo, perché arriva dopo un paio di miracoli della Sandalio, che non è riuscita a portare a casa il punto, nonostante davvero i miracoli letteralmente in difesa. 17-16 più 1 Cabras, che deve mantenere questo piccolissimo break di vantaggio per arrivare poi a vincere la partita, ma è lunghissima la strada. Ballò il duello a muro, poi il pugno della stessa numero 44, quindi Lombardi, palla fuori banda, c'è Masala e allora Giardina rischia l'infrazione. Tutto buono, però mette la mano Ballò, si gioca Rizzo in bagger, quindi Marino è pronta, non si fa sorprendere. Ballò ancora al centro e il punto è della Sandalion. 17 pari, entriamo nella volata finale di questo terzo set, volata lunga, volata intensa. 17 pari, chiede la formazione Tocco anche per rifiatare dopo un paio di scambi davvero lunghi, davvero belli. Il servizio affidato a Ballò. (17 pari il punteggio). Va Ballò, palla che non passa. Adesso gli errori al servizio, gli errori gratuiti rischiano di pesare il doppio. 18-17 Cabras, che comunque rimane avanti in questo terzo set. Tensione che sale e sarà così ovviamente con il passare dei minuti, dei punti, degli scambi. Riceve bene Masala, la corsa di Giardina per trovare Tocco che passa. La volta non ci arriva in difesa Lombardi. Servizio di Giardina, battuta sulla parallela, è pronta Argiolas, che poi viene cercata. L'attacco di Argiolas, che sta davvero facendo una partita straordinaria. Che partita dalla parte della numero 8 della Gimland, non ha sbagliato praticamente nulla e sta trainando le sue compagne, che sono avanti 19-18. E l'ace adesso che arriva per la Gimland, anche la fortuna ora per la squadra oristanese. 20-18 e questo è un ace importantissimo, firmato da Secchi. Ancora la battuta da parte della centrale numero 13, trova Masala, quindi Giardina va a trovare Marino, le mani del muro, a segno. 20-19. Rimane a galla la Sandalion, ma Gimland che è avanti, ricordiamo, di 2-7 e di un punto in questo terzo set. 20-19. Partita bellissima, come era ovviamente nelle previsioni, partita che non sta assolutamente tradendo le attese. Tocco al servizio, trova Lombardi, poi di seconda Contini, quindi Marino a trovare la difesa da parte di Casiraghi, poi Argiolas in diagonale, prontissima a tocco, Masala in bagger da Farris, non chiude perché c'è Rizzo puntuale in difesa. Ancora Argiolas, ormai si va solo dalla numero 8 per la Gimland, che non chiude. Duello a rete tra Puerari e Lepori, quindi ancora Argiolas di tocco col pallonetto, segna, va a segno davvero in tutti i modi. Eleonora Argiolas, classe 99, giocatrice simbolo di questa Gimland, che ha 4 punti dalla vittoria di questo campionato. 21-19 più 2 per Cabras. Ovviamente al termine della gara rimanete in diretta per sentire le parole delle protagoniste e degli allenatori di questa sfida intensissima che non è assolutamente finita. L'attacco e il punto da parte di Casiraghi. 22-19 e adesso la Sandalion vede vicinissimo il precipizio. Leandro Porco chiama le sue ragazze a dare tutto, a non mollare, perché Cabras è vicinissimo alla vittoria. 22-19 più 3, Cabras a 3 punti dalla vittoria, è out. E il servizio per le ragazze in maglia verde, un po' di ossigeno per la Sandalion, che però fa tanta fatica a mettere a terra la palla. Puerari al servizio, 22-20.
La battuta di Puerari, Argiolas in qualche modo deve mandare di là in Bagher, la stessa numero 8, il tuffo di tocco a salvare questa palla, quindi Giardina da Farris, le mani del muro che toccano e permettono a Rizzo di intervenire, quindi Casiraghi con il contrattacco che non è definitivo e il fallo in palleggio da parte di Giardina, stavolta è netto, 23 a 20, 23 a 20, più 3. Cabras a 2 punti dal match, le ragazze di Lucia Sanna. Servizio di Eleonora Argiolas direttamente in rete, è umana anche lei, può sbagliare anche lei qualcosa. Uno dei pochissimi errori della sua partita, 23 a 21, palla direttamente in rete sul servizio della numero 8. E adesso al servizio Van Marino, che al servizio ha avuto un rendimento abbastanza altalenante. La battuta su Rizzo, che è il suo bel da fare per tenere questa palla, quindi Lombardi, c'è puntuale Masala. E allora Giardina da Farris, le mani del muro ancora a toccare, ne hanno toccate tantissime con il muro le ragazze della Gemland. Poi l'attacco è a segno da parte di Casiraghi, 24 a 21 e sono 3 le palle match per la Gemland, che può dunque portare a casa questo campionato e lasciare la Sandalion alla Sandalion il playoff e dunque il secondo posto. La battuta di Lepori dalle parti di Farris, riceve male, quindi Gemland che può chiudere con Lombardi in campo. La Gemland vince in casa della Sandalion, la gioia delle ragazze in maglia verde che hanno meritato e dominato secondo e terzo set, una partita comunque equilibrata, comunque tirata come era nelle aspettative, tantissimo equilibrio, tantissimo spettacolo in questa serata qui a Quartus Sant'Elena, una partita più tirata di quanto non dica il punteggio, 3-0 per la Gemland di Cabras, che dunque festeggia il primo posto in questo campionato di Serie D, Girone B. Per la Sandalion dunque rimangono i playoff, rimangono comunque gli applausi, i complimenti per un gran campionato ai vertici, a pari punti fino alla fine, davvero fino a questa serata. E allora tra poco sentiremo, con l'aiuto anche di Alessandro Farris alla ripresa, alla parte tecnica, le impressioni dei protagonisti, dei due allenatori di questo match. È stato un match tirato, caldo, in un ambiente caldissimo, come potete sentire anche dei rumori di fondo. È stato un match bello e divertente, finito dopo una battaglia di 3 set, poteva finire tranquillamente, poteva durare ancora di più, perché la Sandalion soprattutto nel primo e nel terzo set ha avuto la possibilità di allungare la contesa. La festa dunque è di Cabras, la Sandalion deve recriminare, deve incassare la delusione, ingoiare il boccone amaro per una sconfitta che comunque non pregiudica ovviamente la possibilità di salto di categoria che si giocherà ai playoff. Io mi fermo solo per qualche istante, il tempo di andare a raccogliere ovviamente e portare nella nostra postazione gli allenatori e le protagoniste, qualche protagonista di questa gara, e ovviamente vivere questo finale della sfida tra Sandalion e Gemland. Ci fermiamo, a tra poco. E allora torniamo in diretta su directasport.it mentre impazza la festa alle nostre spalle, ovviamente per le ragazze della Gemland che hanno vinto 3-0, hanno vinto questo campionato. Abbiamo strappato la festa a Lucia Sanna, una parità straordinaria da parte delle tue ragazze, una parità bella in generale, trainate da Lombardi e Argiolas, però voi non avete sbagliato praticamente nulla. È vero, abbiamo preparato bene la partita, nel senso che l'altra volta all'andata avevamo fatto tanti errori dettati dal nervosismo, quindi il tema di questa partita doveva essere la pazienza e così è stato, perché onore alla Sandalion, è un'ottima squadra che non molla mai, a dispetto del 3-0 ha comunque giocato fino alla fine.
E così abbiamo difeso tanto, abbiamo avuto pazienza e il risultato è arrivato. Mi hai anticipato in alcuni temi, io nelle cronache ho detto importante la vostra correlazione muro-difesa, avete toccato tantissimi palloni a muro, avete piazzato anche dei muri definitivi, questo secondo me è stato l'aspetto tattico chiave, no? Sì, hai ragione, perché avevo detto che dovevamo assolutamente difendere palloni, toccarli a muro e contrattaccare, perché in effetti forse abbiamo un qualcosina in più in attacco, ma se non difendiamo chiaramente non riusciamo a sfruttarlo. È andato bene appunto sia il muro e la difesa, abbiamo rigiocato tanti palloni e chiuso i punti. Una grande partita di Argiolas, mi dirai anche qualcosa su questa ragazza, anche se agli allenatori non piace mai soffermarsi sui singoli, però è importante che oltre appunto alle due giocatrici più importanti in attacco avete trovato punti nelle fasi chiave anche da Secchi, da altre giocatrici. Sì, penso sì, Argiolas, vabbè, la conosciamo nel senso che ha fatto le selezioni, è stato schiacciatore e ricevitore della selezione sarda. Ma voglio dire veramente il merito è di questa squadra, che ci tengo a sottolineare è fatta in casa, cioè diciamo arriva dai nostri settori giovanili, sia quello di Cabras che quello di Oristano. Hanno fatto tutta la trafila, under 13, under 14, hanno vinto i titoli giovanili e questo è il giusto coronamento. La Serie C, ci tengo a dire anche che potevamo essere ripescate quest'estate, però abbiamo rinunciato perché come società abbiamo fatto questa scelta perché crediamo che lo sport abbia diciamo dei valori e penso che adesso le ragazze ricorderanno che è meglio vincere un campionato col sudore e con la fatica piuttosto che diciamo essere ripescate e giocare in Serie C. E questa è una considerazione molto importante, molto bella. Prima di salutarti abbiamo ricordato ovviamente in telecronaca la giovane età delle tue ragazze, il vivaio, e ti chiedo una dedica, a chi dedichi questa vittoria importantissima? Ma la dedico alla nostra palleggiatrice che oggi non c'è, nel senso che è stata fermata dal medico sportivo, quindi non ha potuto fare una parte di campionato, si chiama Stefania. Lei è un ottimo elemento e anche lei per me è in Serie C con noi. Allora, è importantissimo, chissà, Stefania ci avrà seguito magari in diretta streaming, potrà ovviamente come tutti rivedere il match da domani in qualsiasi momento sui propri PC, tablet e smartphone. Io ringrazio Lucia Sanna, ovviamente la lascio alla festa. Grazie. Buon rientro, in bocca al lupo per il proseguo. Io stacco solo per un attimo, vado a recuperare, speriamo di trovare qualche altro protagonista qui sul campo per raccontare ancora questo finale della sfida tra Sandalion e Gimland. Tra poco mi ha raggiunto Leandro Porcu, che ringrazio. Non è mai facile commentare una sconfitta, una partita così importante, una finale. Leandro, dove l'avete persa? Secondo me l'hanno vinta loro, secondo me la Gimland ha fatto una gran partita e brave loro. Le mie hanno lottato, qualcosina di quello che abbiamo preparato non l'abbiamo fatto. Però lavoreremo, abbiamo un altro mese diciamo, per preparare per i playoff, per giocare i playoff e vediamo un attimo come andrà. Abbiamo visto molto arrabbiato in alcuni frangenti, hai cercato in tutti i modi, soprattutto nel finale di secondo e terzo set, di suonare la carica, però non è mai arrivato all'aggancio. Assolutamente, è stato un time out dove all'inizio del terzo set ho voluto un po' striare la squadra, però volevo appunto una reazione, siamo andati punto a punto sino al 18 pari, poi un break loro e il set è andato via. Bravissime la Gimland sinceramente. Senti, un mese adesso davanti di lavoro, che playoff dobbiamo aspettarci, che post season dobbiamo aspettarci? Speriamo un playoff positivo da parte delle mie ragazze. Adesso dobbiamo prima di tutto ricaricare un po' le pile, dopo la sconfitta è sempre duro, anche perché la seconda sconfitta su 22 partite, ho fatto 20 vittorie e 2 sconfitte, non è facile. Dopo 59 punti, lavoriamo dal 31 agosto, è pesante, però cerchiamo di ricaricare le pile e vediamo un attimo. Allora, grazie mille a Leandro Porco, lo lasciamo ovviamente alle riflessioni col suo gruppo, lo ringraziamo anche dell'ospitalità come Sandalion. Chiedo di rimanere al mio fianco per chiudere questa diretta da Quarto Sant'Enera, ribadendo la vittoria della Gimland Cabras per 3-0, la gara decisiva, la finalissima sostanzialmente di questo girone B di Serie D, formazione che dunque sale al piano di sopra, mentre la Sandalion dovrà passare per la coda dei playoff per giocarsi ancora una gioia stagionale. È tutto da Fabio Frongia, Alessandro Farris, l'augurio di una piacevole serata sempre su directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport